ascolto. Va ora in onda Una voce delle Dolomiti, la provincia di Belluno protagonista. Un cordiale saluto a tutti voi carissimi amici radioascoltatori e benvenuti ad un nuovo appuntamento con Una voce delle Dolomiti. Oggi ci trasferiamo a Rocca Pietro, o meglio è il sindaco che è venuto a trovarsi negli studi di Radio ABM qui a Belluno in via Cavour 3. Abbiamo il piacere di avere qui con noi il sindaco del comune di Rocca Pietro, Andrea De Bernardin. Benvenuto sindaco. Buongiorno a tutti quelli che ci ascoltano qua dalla provincia e in giro per il mondo, spero siano tanti. Il sindaco Andrea De Bernardin, assieme ovviamente al suo comune, è stato tristemente protagonista per quanto riguarda Vaia. Insomma, era il 2018 e questa immane tempesta ha danneggiato gravemente anche uno dei posti più belli non solo della provincia di Belluno ma riconosciuti a livello mondiale. Siamo appunto anche all'interno delle nostre bellissime Dolomiti, parliamo dei serrai di Sottoguda. Sono passati diversi anni, sapete, non serve dir molto, dopo Vaia abbiamo avuto anche il Covid, ma la situazione, come stanno andando avanti i lavori per dare nuovamente luce e splendore a questa meraviglia che sono i serrai di Sottoguda, sindaco? Ma guarda, la cosa più interessante da dire è che la filiera comune, regione, stato qui con i fondi per l'emergenza Vaia è stata veloce. L'Italia è conosciuta per essere molto burocratica e molto lenta, no? Nelle procedure, invece stavolta i soldi sono arrivati, tanti. Fate conto che Rocca Pietro ha contato circa almeno 150 milioni di danni sul proprio territorio. Io penso che 120 milioni siano arrivati come fondi per la ricostruzione. I serrai di Sottoguda assieme al lago di Alleghe, che ricordo essere metà di Rocca Pietro, sono i due progetti più grossi del nostro comune. Uno, il lago di Alleghe, da 10 milioni di euro, 13 milioni di euro nei serrai di Sottoguda, quindi sono cifre davvero importanti per un territorio, ma purtroppo sono necessarie perché i danni subiti sono stati così grandi. I lavori, se non veniva il Covid, non ci fosse stato il lockdown, non ci fosse state tutte le problematiche adesso legate all'aumento delle materie prime, tutta una serie di problematiche che ingrippano un po' i lavori, io credo che saremo molto più avanti, ma nonostante questo i lavori stanno proseguendo e sono partiti davvero in maniera molto celere. Stanno facendo una scogliera per alzare il livello stradale rispetto al torrente molto lunga, sono 1 chilometro di scogliera. Si lavora in una gola molto stretta, quindi gli escavatori, i camion hanno anche problematiche di andare avanti e indietro. È un lavoro molto complesso, molto difficile, ma stanno lavorando. Non è molto che sono entrato a vedere e sono rimasto anche soddisfatto. Io credo che se tutto va bene, che ci lasciano lavorare, che il meteo non fa il dispettoso un'altra volta, io penso che per il 2024 potremo pensare di riaprire. Per Rocca Pietro, ma in generale per Lagordino, i serrai erano una meta obbligatoria quasi, nel senso che il pedaggio che una delle mie amministrazioni precedenti aveva istituito, pedaggio a pagamento per entrare, aveva dato un impulso incredibile, lasciando fuori quella gente a cui non interessano molto i serrai e facevano più confusione che altro, e facendo entrare solo quelli interessati, e questo ha dato secondo me ha alzato molto l'asticella della qualità del nostro turismo, soprattutto di Sottoguda, che è entrata anche nei borghi più belli d'Italia nel 2016. Ricordo che nel 2018 l'intero comune di Rocca è stato certificato dal Touring come bandiera arancione, altro grande riconoscimento. Quindi abbiamo in un periodo molto difficile seguito a quell'inverno infausto del 2014, che ci aveva sepolti di neve, con la protezione civile che ha dovuto venire ad aiutarci, e venire ad aiutare Rocca Pietro significa che di neve ne abbiamo avuta davvero tanta, perché noi di solito la neve
è il nostro lavoro e ci arrangiamo discretamente da soli. Quell'anno, da quell'anno in poi, quindi dal 2014 in poi, tutta una serie di eventi e di sfortune ci ha colpito in pieno. Questo ha chiaramente rallentato tutto quel vantaggio che poteva dare l'associazione dei borghi più belli d'Italia, la bandiera arancione, il Dolomiti UNESCO, perché ricordiamo che siamo con la Marmolada parte dell'UNESCO. Adesso stiamo lavorando col FAI, il Fondo Ambiente Italiano, per alcuni progetti, quindi tutta una serie di certificazioni che Rocca ha e le ha ottenute, perché è un territorio molto particolare, credo anche altrettanto bello, purtroppo in un momento un po' difficile, e adesso siamo di nuovo in un momento in cui tutti guardano sia al meteo che al portafoglio, alle tasche, alle tasse, all'energia che aumenta, un po' i costi lievitati. Io ho grande fiducia che con un territorio così bello si possa puntare davvero molto in alto. Grande fiducia, quindi ci spero proprio. Assolutamente. Sindaco, parlava anche della Marmolada, che anche in Marmolada purtroppo quest'estate c'è stata questa immane tragedia. Come vedete il futuro? Ormai sembra segnato di questo ghiacciaio, ma a livello turistico creerà ulteriori problemi? Era un'altra delle grandi attrazioni, delle nostre chicche, no? Turistiche, il ghiacciaio, l'unico vero ghiacciaio delle Dolomiti, dove poter fare l'alpinismo, dove poter salire in funivia, vedere dal vivo un ghiacciaio che per turisti, che penso a quelli che arrivano dal Sud America, rimanevano estasiati, no? da questa possibilità di andare su a 3.300 metri e arrivare sulla neve. Indubbiamente la Marmolada è molto cambiata, rimane sempre una grandissima bella montagna, nel senso che rimane la regina, la più alta, eccetera. Chiaramente sta cambiando il proprio aspetto e dobbiamo credo abituarci, cioè non c'è niente da fare. Il cambiamento climatico in atto, ma lo si vede anche con i boschi. Tutte queste cose che stanno succedendo ai boschi non sono a caso. Il vento forte che ha rovesciato le piante, il coleottero che si chiama bostrico che le ha attaccate, espandendosi anche alle piante sane, arrivando anche a quote di piante ammalate anche impensabili. Noi avevamo la sensazione che oltre i 1500 metri, 1600, 1700, 1800 l'abete potesse avere dei problemi in futuro proprio per il cambiamento climatico, ma il bostrico sta attaccando anche a quote più basse, dove bene o male il vento stesso ha danneggiato anche meno. Io credo che fa tutto parte di un grande piano che la natura sta attuando, e la Marmolada ne è tristemente diventata famosa. Il crollo è una cosa, secondo me, piuttosto normale sulle nostre montagne. Io l'ho vista come una cosa che può accadere. Abbiamo avuto la frana sul Pelmo, la frana a Cima Uomo, le tre cime di Lavaredo, la frana sulla Moiazza, quella sulle Pale di San Martino durante l'estate. Lì è crollato il ghiacciaio. La grande sfortuna è stata che sotto c'era purtroppo gente che non stava facendo niente di particolare, e chiaramente i morti poi segnano tutta la storia, no? Però è il termometro, la Marmolada, e il termometro dice che la temperatura si sta alzando. Lei giustamente parlava di cambiamento climatico, Vaia 2018, gli investimenti che fortunatamente sono entrati con questa sinergia tra Comune, Regione e Stato. Si è più preparati se dovesse accadere un altro Vaia? In questo caso il Comune di Rocca Pietra è preparato? Ci saranno meno danni? Qual è la situazione, anche per dare un'informazione ai cittadini, anche chi vive all'estero e che ha a cuore il Comune di Rocca ma l'intera provincia di Belluno? Ma l'esempio lo possiamo fare su Caprile e Cencenighe. Nel 1966, la grande alluvione del 66, che è stata inferiore come evento al nostro Vaia,
aveva creato grandi danni giù nel fondovalle, quindi Caprile alla confluenza fra i torrenti dell'Alto Agordino e Cencenighe con la confluenza del Biois, insomma zone di fondovalle che erano state veramente toccate in maniera forte dall'alluvione. Vaia in quei due luoghi, Caprile e Cencenighe, non ha fatto grandi danni, non perché non abbia piovuto o perché non sia arrivato una grande quantità d'acqua o perché l'evento non sia arrivato anche lì, perché probabilmente le opere costruite successivamente all'alluvione del 66 hanno creato una difesa importante. Io mi auguro e spero e credo che le opere che stiamo facendo adesso sul Rocca Pietore possano fare la stessa cosa, e mi auguro che il prossimo Vaia venga molto lontano, chiaramente, assolutamente, il più lontano possibile, però le difese spondali, le briglie, le scogliere, i ponti più alti, tutta una serie di accortezze che chiaramente negli anni 40, 50, 60 non si avevano, adesso si devono per forza avere. Spero che ci insegni, anche se l'umano dimentica molto facilmente, che ci insegni a non costruire più dove non si deve, perché è inutile. Se costruisci una casa nell'alveo del torrente, prima o poi il torrente te la riempie, quindi una certa accortezza che i nostri vecchi avevano. Il Montanaro stava molto attento a queste cose qua, poi l'evento può toccarti in ogni caso, però stando molto attenti riuscivano a preservare molto i loro villaggi. E il Montanaro moderno ha perso un po' quel contatto con la natura, quell'essere montanaro che i nostri avi avevano, no? Quindi siamo tutti molto più tecnologici, guardiamo le previsioni del tempo su internet, abbiamo tutti i social, esattamente come in città, ma abbiamo perso quel contatto con la montagna che ci permetteva di vivere lì con una certa sicurezza. Questo lo dico proprio con assoluta serenità, perché è la realtà, insomma. I giovani, le generazioni giovani, a parte qualche eccezione, chiaramente quelle ci sono sempre, fatica ad andare nel bosco, sapersi comportare nel bosco, saper lavorare la terra. Cioè se dovessimo avere di nuovo bisogno, dovremmo per forza reimparare tutto, perché l'abbiamo dimenticato. Questa è una cosa abbastanza negativa, secondo me, perché la montagna necessita di gente che la sappia anche vivere. Assolutamente, sindaco, riflessioni importanti che devono essere ascoltate. Fortunatamente c'è una memoria orale, anche una memoria scritta, che in caso di emergenza si dovrà nuovamente prendere questi libri o ascoltare di più anche i nostri nonni, insomma, nell'evoluzione della nostra società. L'ultima domanda che le pongo è in merito, ci ha parlato appunto di questo importante progetto di sistemazione dei serrai di Sottoguda. A livello di amministrazione, altri progetti che avete realizzato nel 2022 o che avete in programma per quanto riguarda tra il 2022 e il 2023? Tantissimi, ne abbiamo sul piatto oltre 20, credo 25 progetti, tutti molto corposi. Quello che stiamo perseguendo maggiormente è il cosiddetto Marmolada UNESCO, un progetto da 5 milioni e mezzo in sinergia anche con gli impianti di risalita, per dare un nuovo sviluppo a Malgacciapella necessario, e quello del centro di protezione civile, perché Vaia ci ha lasciato i danni ma anche per fortuna la memoria, quindi noi ricordiamo bene le nostre mancanze, le nostre debolezze nel gestire l'emergenza. Il centro di protezione civile con elipiazzola di atterraggio elicottero, la sede dei vigili del fuoco, la sede dell'ambulanza, tutto raggruppato appunto in un centro funzionale, per noi sarà un progetto assolutamente da perseguire, lo stiamo facendo.
Beh, Sindaco, grazie davvero per questa piacevole chiacchierata. Di certo avremo ancora altre occasioni per averla qui con noi negli studi di Radio ABM. Auguriamo a lei e a tutta la sua amministrazione un buon lavoro. Ahimè, ci aspettano dei mesi difficili, già lo avete sentito dagli altri sindaci, primi cittadini della provincia di Belluno che stiamo intervistando in queste settimane. Il caro energia tra luce, gas e quant'altro ci metterà di certo in difficoltà, ma ci auguriamo davvero che anche questo momento difficile, ormai sono anni così, si possa assolutamente passare. Grazie ancora al sindaco Andrea De Bernardino, un saluto a tutti voi carissimi amici radioascoltatori, noi ci rivedremo ovviamente domani con altri protagonisti della provincia di Belluno. Grazie a tutti. Avete ascoltato Una voce delle Dolomiti, la provincia di Belluno protagonista.